Due blitz nel centro storico a cavallo di Ferragosto, vigili urbani di Agrigento in azione per verificare se le case evacuate dopo il crollo di Palazzo Lo Iacono Maraventano siano rimaste vuote e disabitate. Così non è stato, secondo il rapporto stilato dagli uomini della Polizia Municipale agli ordini del comandante Cosimo Antonica. Al termine dei due sopralluoghi è emerso che quasi tutte le famiglie sono tornate nelle loro abitazioni, violando di fatto l'ordinanza di divieto emessa allora dal sindaco Zambuto. Per loro non è scattata per il momento nessuna denuncia, perché a deciderlo sarà la Procura della Repubblica di Agrigento, alla quale è stata trasmessa la relazione. Spetterà all'organo inquirente il compito di accertare la presenza o meno dei presupposti. E sulla vicenda interviene oggi Benito Macchiarola, protagonista di numerose iniziative e battaglie a favore della messa in sicurezza dell'area e degli stessi sfollati. Sembrano gli unici colpevoli di una situazione di cui non sono assolutamente colpevoli. Cioè gli unici a essere puniti sono queste famiglie che dovevano pagare l'affitto, dovevano pagare il mutuo, perché quelle case se le sono fatte con i sacrifici, con i soldi propri, con i mutui che vanno pagati. Ecco, quindi in una condizione storica come quella che stiamo vivendo, di crisi generale, la situazione è ancora più aggravata. Ora, sono gli unici a essere penalizzati, il che è assurdo. Se queste famiglie dovessero essere denunciate, come vi muoverete? Beh, no, a quel punto l'unica denuncia da fare è a un colpevole ritardo nelle decisioni. Questa è, poi si passa veramente a situazioni serie, perché la denuncia di che cosa? Di avere disatteso che cosa? Un'ordinanza che non finisce mai? Non ha senso. Quando finisce questa ordinanza? Quando è il momento di poter dire torni a casa? Primo. Secondo, nell'ordinanza c'era scritto che sarebbero stati a carico del comune, e invece non è vero. Ci sono famiglie che non hanno mai ricevuto una lira, ed è gravissimo questo. Certo, ha detto di aver pagato 450.000 euro, anche questa è una cosa gravissima, uno sperpero di denaro pubblico pauroso. Perché? Perché più tempo passava, quindi il tempo è una cosa importante per le famiglie, è una cosa importante anche per la pubblica amministrazione. Più tempo passa, più sprechi soldi.